Scegliere la vita, il diritto alla cura contro la cultura dello scarto è il titolo del convegno tenutosi domenica 12 aprile nella sala parrocchiale della Chiesa Madonna del Divino Amore a Sora, organizzato da Provita e Famiglia in collaborazione con la Diocesi di Sora, Cassino, Aquino, Pontecorvo e il Movimento Provita di Cassino. Si riparte sempre dal valore della vita come bene fondamentale che fa la dignità di ogni creatura, di ogni persona, in qualunque parte del mondo, in qualunque momento della storia. Non ci sono ragioni che possano in qualche maniera delegittimare questo valore permettendoci di abusare secondo i nostri criteri o purtroppo ideologie che spesso manifestano soltanto interessi di parte, se non di lucro. Il valore della vita non è alla mercé delle decisioni umane, è un bene che la natura, se diciamo natura, noi diciamo Dio come creatore, immette nella realtà del vivere, dell'esistere. La dignità della persona con l'atto del suo essere concepito è inviolabile. Vedo, lo vediamo tutti, quanto sforzo, quante energie giustamente e doverosamente impegniamo per salvare la vita di un bambino. Penso all'ultimo caso che ha commosso un po' l'Italia, quella di Domenico, la vita di Domenico a Napoli. E poi invece per una vita che nasce in modo così indiscriminato e superficiale decidiamo di non accoglierla. È un paradosso, è una contraddizione che penalizza la nostra cultura, che in questa maniera è una cultura molto bassa. Direi che non è nemmeno cultura, perché la parola cultura significa coltivare, prendersi cura. E allora se vogliamo davvero fare una cultura della vita, prendiamocene cura sin dal suo concepimento fino al suo compimento naturale, certamente a volte molto sofferto in situazioni estreme di fragilità e di povertà proprio spirituale, morale, fisica, per le tante malattie, ma credo che sia proprio il prendersi cura, la cura palliativa più importante per sostenere il momento anche difficile di una vita che comunque è destinata ad essere custodita, amata fino all'ultimo respiro e riconsegnata a Dio con dignità. Siamo qui per lanciare un messaggio forte e chiaro. Di fronte al sofferente la risposta non può essere l'adesione ad una richiesta di morte. Siamo chiaramente contro il suicidio assistito e contro l'eutanasia, perché crediamo che di fronte al dolore, alla malattia, alla sofferenza ci debba essere una risposta di cura, di assistenza, di servizio, una risposta di amore, perché nessuno vuole davvero morire, siamo tutti attaccati alla vita. Questo ce lo dice la nostra esperienza. Quando c'è una richiesta di morte vuol dire che c'è un dolore collegato anche tante volte a uno sconforto, a una solitudine. Ecco, io credo che si debba dare risposta a questa richiesta d'amore, quindi bisogna incentivare l'utilizzo delle cure palliative, bisogna incentivare l'assistenza domiciliare e dare ai nostri malati e ai nostri anziani tutto l'amore che meritano. Il convegno ha visto la partecipazione del fondatore e presidente dell'associazione APS Provita e Famiglia, che opera in favore dei bambini, delle madri e dei padri, difende il diritto alla vita dal concepimento alla morte naturale. Tema centrale dell'incontro proprio il diritto alla vita e la sua tutela, evidenziando la non necessità di una legge per legittimare la morte, ma l'importanza di attuare e potenziare le leggi per le cure palliative ed il sostegno ai family caregiver. Questo convegno, insieme ad amici sostenitori locali, per poter riflettere di più sul valore della vita e il problema del fine vita, che non dovrebbe chiamarsi fine vita perché è morte e dalla morte non si torna indietro e la morte non è una cura. Ora dobbiamo renderci conto che ogni legge ha un valore pedagogico. Ciò che dice una legge è percepito come buono e giusto e spesso auspicabile, ma se il messaggio dello Stato a chi soffre include la morte, il messaggio ai più fragili cambia, puoi toglierti di mezzo e lì si sviluppa quel senso di colpa dei malati, degli anziani, dei disabili che si sentono un peso e un costo
e rischiano quindi di essere sotto pressioni implicite o esplicite a togliersi di mezzo. D'altronde, quanti di noi abbiamo avuto o abbiamo una mamma o una nonna disperata a letto che soffre, che dice che non ce la fa più, che vuol farla finita? E quanti di noi avrebbero il cinismo di dirle: mamma, se vuoi te ne puoi andare, lo Stato ti aiuta? Vede, il problema è che il deprezzamento di alcune vite in ragione della loro fragilità, unito al concetto che la morte è una risposta alla sofferenza, ci fa pensare che alcune vite non vale la pena di proteggerle, ed è qui il grande problema. D'altronde ricordo che nel mondo, su 194 paesi delle Nazioni Unite, solamente 10 hanno fatto una legge su eutanasia o suicidio assistito e 5, inclusa l'Italia, lo permettono a certe condizioni dettate dalle corti costituzionali. Quindi la coscienza mondiale collettiva è contraria a legiferare la morte. Perché? Perché è la sofferenza che va soppressa, non il sofferente. Ad evidenziare l'importanza del tema e ad introdurre gli interventi Roberto Petricca, che ha presentato anche gli illustri ospiti. Oggi cogliamo proprio questa occasione molto bella per parlare della vita in tutti i suoi aspetti, a partire, almeno per quanto mi concerne, da quello che è il punto di vista familiare, della sua quotidianità e nella sua concretezza, fino proprio a parlare del valore inestimabile della vita che ci viene data come dono, un dono poi da dover sempre rendere al Signore, ricca di tanti frutti che possiamo portare qui su questa terra a contatto con tante persone, proprio come dice Gesù nel Vangelo, come un chicco di grano che quando muore al terreno produce molto frutto, e noi siamo chiamati proprio in un certo qual modo a perdere la nostra vita, ma per acquistarne tante altre. La vita è un dono e va vissuta bene sempre, dall'inizio alla fine, quindi soprattutto l'argomento che riguarda la parte, possiamo dire, terminale della vita, nel momento della sofferenza, del dolore, è importante saperlo vivere e soprattutto promuovere una cultura che difenda la vita, promuova la vita, aiuti la vita fino alla fine, nel momento proprio in cui una persona ormai non vede più davanti a sé grandi prospettive. E il senso della compassione che non significa piangere a fianco, significa star vicino in solidarietà con atteggiamenti che aiutano a star sereni, a star tranquilli, e poi soprattutto se c'è la possibilità anche di trasmettere il dono della fede. Ecco, il Vangelo di oggi si concludeva proprio dicendo così: tutte queste cose sono state scritte perché crediate che Gesù Cristo è il Figlio di Dio e perché credendo abbiate la vita.